Buonasera, ben ritrovati a F Motori. Non andiamo in vacanza, ancora presente il magazine del motorsport su Telefriuli. In questa puntata ritornerà il pilota di motocross che affronta le competizioni nazionali, il goriziano Alberto Ladini, e poi spazio anche in questa puntata a storie di moto e motociclisti. Ci sarà Flavio Zamò che racconterà la storia del Italjet Mustang. Nella seconda parte spazio alla regolarità, all'enduro di un tempo con un pilota che molti ricorderanno, Carlo Toso. Le immagini che stiamo vedendo arrivano dal Rally Città di Scorzè del 5 e 6 agosto, la gara valida per la Coppa Rally di zona che ha visto trionfare Giampaolo Bizzotto su Skoda Fabia, che ha avuto la meglio sull'ultima speciale sugli avversari. Secondo al traguardo Giovanni Toffano al debutto ufficiale sulla Skoda Fabia, mentre conclude a podio in terza posizione uno dei favoriti della vigilia, il friulano Filippo Bravi, navigato da Enrico Bertoldi sulla Hyundai i20 Rally 2 di Friul Motor. Quarto posto per Tullio Versace, navigato dal Carnico Eneo Giatti su Skoda Fabia di RB Motorsport. Salutiamo in collegamento da Gorizia, con noi c'è Alberto Ladini. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora Alberto, tu resti comunque uno dei piloti di motocross di punta della nostra regione che gareggia così in campo nazionale. Andiamo un po' a fare il punto di questa tua inizio stagione, è sempre così tra virgolette condizionata poi dal budget, perché una stagione costa parecchio, è chiaro che ci vorrebbero più sponsor, ma nonostante tutto tu non molli e continui con il coltello tra i denti a gareggiare, è vero? Sì, esatto. Purtroppo la famiglia può arrivare fino a un certo punto, poi bisogna sempre trovare degli sponsor per andare avanti, perché ormai questo sport diventa sempre più costoso, bisogna allenarsi sempre di più per rimanere ad alti livelli, però dai, teniamo duro e speriamo di trovare sponsor al più presto, dai. Ecco, l'allenamento, hai detto, è certamente una delle problematiche più particolari che legano appunto un pilota di motocross che deve continuamente avere affinità con la moto, con i circuiti, e per te diventa tutto difficile, anche perché le gare che si svolgono un po' in giro nei vari crossodromi italiani hanno dei circuiti che sono molto diversi a quelli dove tu potresti allenarti facilmente in regione, perciò devi anche uscire per allenarti, è vero? Sì, certo, purtroppo qua da noi in regione le piste non c'entrano quasi niente con quello che trovo in giro, come stavi dicendo tu. Quindi sì, bisogna andare in giro e spesso tocca andare a Mantova, ad Arco, che comunque sono 3 ore, 4 da qua, e quindi si fanno più chilometri in camper che le ore di moto praticamente. Parliamo del tuo team MBT che è stato riconfermato per quest'anno, anche loro ovviamente puntano su di te e ti mettono a disposizione poi anche una moto che piano piano hai iniziato a conoscere, perché lo scorso anno era, mi sembra, 125 Husqvarna, hai cambiato completamente, sei passata a una 4 tempi, una gas, perciò è una moto che ti ha permesso di iniziare appunto a correre nel campionato italiano in MX2. Sì, certo, quest'anno è il primo anno di MX2 e è dura, molto dura, i piloti sono fortissimi, cioè corro insieme a gente che fa il mondiale, l'europeo e tutti i top d'Italia, quindi è dura. La moto mi sto trovando molto bene, mi sto divertendo di più che col 125, quindi questa è una cosa ottima. E piano piano i risultati si stanno vedendo e speriamo di andare avanti così, dai. Tu avresti potuto comunque correre ancora un anno almeno in Junior 125, oppure hai dovuto comunque fare il salto nella MX2? No, il salto lo devo fare comunque, se no devo fare il 125 senior. La tua scelta è stata quella comunque di fare un passo avanti per giocarti tutte le carte, immagino. Sì, sì, era ora di cambiare moto, dai, dopo 3 anni di 125 non vedevo l'ora di cambiare e di divertirmi, dai, con un mezzo nuovo. Quali sono state le sensazioni iniziali quando sei appunto entrato in gara giù il cancelletto con la 2,5, 4 tempi? Cambia un po' quella che poi è il disegno di gara, la strategia, immagino. Bah, magari la strategia non tanto, più che altro è un po' un'emozione nuova, è tutto strano, gente più grande di nuovo, adesso non sei tu più il più grande, quindi sì, devi stringere i denti contro di loro sempre, sportellate e via, no? Sì, Come si fa sempre. anche perché, lo dicevi un attimo fa, parliamo sempre di un esordio in una nuova categoria dove trovi dei piloti che hanno un sacco di esperienza in più.
Eh sì, sono tutti più grandi, MX2 praticamente sono tutti fino ai 23 anni, li trovi tutti, quindi io avendo i 18, sono giusto un paio di anni di esperienza in meno, dai. Cosa ti dicono dal tuo team? Tieni duro, mi raccomando, anche perché sanno che in fondo, pur non riuscendoti ad allenare come avresti voglia te, come dovresti, i risultati comunque arrivano. Allora, beh, il team è sempre soddisfatto perché vede comunque do sempre il massimo di quello che posso fare e questo weekend che ho fatto l'Italiano Prestige ad Arco è stata la prima gara finalmente che mi sono qualificato in gruppo A e ho corso con i top 40 d'Italia e si è vista la mancanza di allenamento, però è stata una bella esperienza, dai, iniziare così, speriamo di qualificarci anche nelle prossime e magari di arrivare con più allenamento, dai. È chiaro che poi affrontando gare con i top rider dell'AMX2 diventa un po' complicato, l'abbiamo detto un attimo fa, però fa tutto brodo dell'esperienza che è poi fondamentale, anche perché te dopo tutto hai iniziato sia a gareggiare da giovanissimo, però sei entrato dalla porta principale nel campionato italiano da quest'anno, perciò di strada ce n'è da fare. Eh sì, ce n'è tantissimo da fare, non bisogna mai mollare, demoralizzarsi e comunque andare avanti, dai, sempre tutta l'esperienza che si fa bisogna raccoglierla per poi andare avanti, avanti, avanti. Hai provato anche altre moto, oltre al gas gas, un 250 quattro tempi per poter così farti un'idea eventualmente anche del 4,5 oppure dei due tempi 250-300, qual è il tuo pensiero? Allora, ho provato sia il 250 due tempi, un 350 quattro tempi, il 450 mai, però dai, sono tutte belle moto, però il 250 quattro tempi come il 125 fanno fare un'esperienza della Madonna perché non puoi sbagliare niente, se no la moto non riprende più. Invece le altre magari ti possono aiutare un po' di più. Perciò piano piano come un'idea te la sei fatta, che comunque sei ormai la strada dei quattro tempi è tracciata per te, immagino, per il futuro. Ah, io spero di restare sempre sul quattro tempi perché anche da piccolo, quando la prima volta che ho provato un 250 quattro tempi mi sono innamorato e non vedevo l'ora di passare. Bella esperienza, dunque la tua stagione continua, noi ti auguriamo ovviamente un in bocca al lupo, continua a mantenere alto la bandiera del Friuli Venezia Giulia in campo nazionale perché ce n'è bisogno, perché siete veramente in pochissimi, non solo nel motocross ma anche nell'enduro, tu continui a farlo tra tanti sforzi ma con tanto impegno e talento come hai sempre dimostrato. Sì, bisogna andare avanti sempre e non mollare mai. Grazie Alberto, buona serata. Grazie a voi, ciao. Nel 2013 la Italjet, produttrice di questo motorino, ha voluto fare l'anniversario della nascita della Italjet, 50 anni. Ci siamo messi in contatto e ci hanno invitato a questo raduno a Forlì. Siamo partiti in 10 con l'Italjet, li abbiamo messi in mezzo ad altri Italjet, perciò tutta la produzione Italjet era una roba incredibile, fantastico vedere tutta la produzione dagli anni 60 in poi, che inizialmente si chiamava Ital-MZ, poi è diventata Italjet. Vi racconto una storiella un po' particolare su questo modello. Mentre era lì mi sono accorto che questo motorino qua è diverso da tutti gli Italjet Mustang che ho visto in giro. Per quali caratteristiche? Per i mozzi che sono autolubrificanti, questi cerchioni in lega leggera col profilo da corsa, la cinghia che tiene fermo il serbatoio che in origine è in gomma, mentre questo qui in alluminio, tappo che si apre velocemente, ma altri particolari, le molle delle forcelle a vista, il tubo di scarico con la molla che serve per il raffreddamento, piccoli particolari anche del motore che c'erano che non mi tornavano. A un certo punto trovo l'occasione di avere lì Tartarini, il proprietario dell'Italjet, e gli dico: signor Leopoldo Tartarini, mi dica, questo Italjet che io non ho mai visto nessun Italjet come questo in giro ed è con questi particolari che non li ritrovo in nessun altro modello. Lui guarda, ah sì, strano, ma non le so dire adesso, però le chiamo l'ingegnere di produzione, il signor Neri.
lo chiama al telefono, Neri, venga, pensa un po', dopo 50 anni che lavorano insieme, ancora da lei. Neri, venga che voglio chiedere una cosa. Arriva questo Neri, un signore distinto col cappello, e fa, prova ad ascoltare questo signore qui su questo Italjet. E gli faccio notare questi particolari e a un certo punto lui rimane pensieroso per un momento e fa, sì, adesso mi ricordo. Si ricorda, signor Tartarini, quando lei è venuto un giorno in produzione e mi ha detto, Neri, dobbiamo consegnare 4 ciclomotori a Torino, devono partire lunedì. Come mai non sono pronti? Signor Tartarini, non abbiamo le gomme, non abbiamo motori. Neri, non mi frega, lunedì i motorini devono partire, si inventi quello che vuole. Cosa ho fatto? Mi fa Neri. Sono andato al reparto corse, ho preso 2 ruote dei motorini da competizione con i mozzi fusi in terra della Fontana, li ho montati su, ho preso il motore del 60 competizione che andava nei motorini da corsa con pistoni speciali, alberomotore, trasmissione primaria a denti dritti che l'avevano fabbricata solo per noi, non so, tanto per dire la cinghia che trattiene il serbatoio in alluminio, perché nelle gare non potevi avere quella in gomma originale perché in caso di caduta il serbatoio se ne sarebbe andato, perciò sicurezza, ma anche le molle, anche lo scarico, insomma questo qui è uno di quei 4 motorini prototipi che sono andati a Torino, difatti io l'ho trovato da un signore di Torino. Cavolo, ho detto, pezzo unico, chissà quanti saranno rimasti, perciò questo è un gioiello, affezionatissimo, e in quell'occasione ho chiesto al signor Leopoldo Tartarini se poteva firmarmi e mettere il suo autografo, e qui me l'ha firmato sul parafango. Per me questa qui è un'opera d'arte e mi ha accompagnato in tanti raduni ed è diventato famoso perché è un Italjet esclusivo. Io mi chiamo Carlo Toso e sono uno dei, diciamo, regolaristi del Friuli Venezia Giulia che poi si è tramutato in enduro, e volevo un attimo raccontare così come è nata la mia storia, la mia carriera agonistica nel mondo appunto del motociclismo. È nato tutto dalla passione che già mio papà aveva come motociclista, che me l'ha tramandata, e da lì un po' è nato il tutto. Io già da ragazzino abitavo vicino a una pistina abusiva che si trovava nel Cormor quella volta, e già da ragazzino mi ero fatto comprare la bici da cross e io andavo a vedere i miei amici che erano più vecchi di me, che già avevano la moto, perciò andavo a vederli e correvo con la bicicletta dietro a loro. Poi fin quando ho raggiunto, diciamo, l'età dove potevo avere il motorino, mi sono fatto comprare il primo cinquantino, si diceva così quella volta, e da lì sono partito. Ho iniziato a correre nel 75, la mia prima gara con l'SVM 50 a Palmanova, e la prima gara l'ho vinta subito. Sì, è stata difatti un po' una sorpresa per tutti. E poi piano piano, chiaramente, sono andato a correre, vabbè, anche fuori regione, vincendo diversi campionati regionali, diversi campionati triveneti, finché sono passato con un motoclub di Treviso, dove quella volta era un attimo più facile andare a correre in giro per l'Italia, perché in Friuli ancora non eravamo strutturati bene per queste competizioni appunto in giro per l'Italia. E poi c'è stato da lì un bel incontro con Flavio Zamò, e da dove è partita veramente un bel team, il team Zamoto, dove abbiamo fatto un accordo con Puc Frigerio, con la Puc appunto di Frigerio di Treviglio, e da lì è partito un po', diciamo, il discorso più importante, dove ho cominciato a fare veramente, tra virgolette, il semiprofessionista, per poi passare veramente a fare il professionista. Ed era il 1981, dove abbiamo vinto il campionato italiano con una moto come questa,
e poi dal campionato italiano abbiamo fatto il campionato europeo, in Italia si chiama, la prova del campionato europeo era la Valli Bergamasche, fatto il campionato del mondo che si chiama 6 giorni nell'enduro all'Isola d'Elba, dove abbiamo vinto la medaglia d'oro, e poi successivamente mi sono dedicato anche ai rally, facendo rally di Sardegna e rally del Titano, che erano i principali rally qui in Italia, per la preparazione per andare a fare i rally africani. Nel frattempo era nata la 12 ore di Lignano, famosa gara internazionale, dove si partiva a mezzanotte e si arrivava a mezzogiorno dell'indomani, gareggiando a coppie, si facevano 2 ore, poi 2 ore l'altro. Io ho vinto le prime 2 edizioni, una in coppia con Dino Orioli e la seconda con Giorgio Grasso, che era mio compagno di squadra quell'anno in KTM Farioli. L'anno dopo sono passato con la Yamaha e ho fatto la 12 ore di Lignano con Franco Pico, ed era praticamente l'anno dove avevo già firmato il contratto per andare alla Dakar. Purtroppo nella 12 ore di Lignano io ho fatto una brutta caduta dove mi sono fratturato una gamba, perciò è saltato tutto il progetto della Dakar, perché ho dovuto operarmi, sono rimasto fermo mesi, eccetera eccetera. Dopo appunto ho ripreso sempre con la Yamaha un anno dopo a correre, ho fatto altri trofei nazionali e dopodiché ho finito la mia carriera diciamo agonistica. Ho corso per circa una ventina d'anni dove sono successe tantissimi aneddoti, tantissime cose un po' particolari da raccontare, che me ne vengono in mente tanti, però diciamo che un paio quelle più, una che mi brucia da una parte perché ho perso una vittoria, invece un'altra un po' particolare dove ho vinto lo stesso avendo una moto un po' come messa a punto un po' diversa, comunque le racconto così in velocità. Una è una gara di cross qui alla pista di Villesse, dove correvo lì con un Beta 125 ed ero in piena lotta sempre con Edi, che anche lui correva, con Edi Orioli, che correva con le SUM anche lui 125 quella volta. Perciò eravamo tutta la gara che ci si sorpassava, un giro avanti lui, un giro avanti io, finché arriviamo all'ultimo giro dove riesco a infilarlo in una curva. Quando sono a circa 400 metri dal traguardo, più o meno, con lui dietro, ormai la vittoria era già fatta, la moto mi muore praticamente, accelero, fa così e si ferma. Era una gara dove c'era molto fango, aveva piovuto però c'era un grande fango. Mi ricordo che era veramente arrabbiato perché mi sono accostato, ho lasciato proprio la moto così per terra e sono andato via arrabbiatissimo. Infatti è arrivato Flavio Zamò, che quella volta era il mio team manager e mi curava la moto, ci siamo abbracciati, insomma io ero nerissimo. Per farla breve, portiamo a casa la moto, pensavamo, non so, carburatori, robe, perché mancava tipo come fosse mancata la benzina. Dopo una settimana che Flavio diventava matto in officina, praticamente si è accorto che lo sfiato del tubo del serbatoio si era ostruito col fango e chiaramente non arrivando aria era bloccato, non arrivava aria benzina al carburatore. Questa è stata un po' una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare. Invece l'altra un po' più bella arriva, adesso non mi ricordo l'anno, mi pare che era l'87 forse, vabbè. Era il primo anno dove la federazione aveva deciso di introdurre i 4 tempi nei vari campionati ed è arrivata subito alla prima gara il PUC 4 tempi 500, era una moto innovativa, chiaramente con tutta la gente che voleva vedere sta moto, e abbiamo la prima gara sul Piancavallo e montavano nuove anche lì le forcelle con le valvole per l'aria sugli steli delle forcelle, perciò andiamo a fare sta gara, parto, faccio il primo giro, la moto a me sembrava che di assetto davanti scappasse da tutte le parti, perciò tutta la gente nel box a vedere sta moto perché era veramente una cosa nuova. Parlo con Flavio chiaramente in parte dentro il furgone, gli dico: Flavio, guarda che la moto è inguidabile, io qua non sto da nessuna parte, rischio di cadere ogni momento. Vabbè, dai, proviamo a pompare un attimo le forcelle, vediamo se migliora. Va bene, ok. Adesso non mi ricordo la taratura eccetera, comunque parto. Arrivo al secondo giro, gli ho detto: guarda, ancora peggio di prima, io qua veramente mi ammazzo, perché poi era una speciale in linea molto pericolosa in mezzo a delle piante eccetera, vabbè.
Morale della favola, finiamo la gara, io nonostante l'assetto non giusto della moto faccio l'assoluto, l'indomani, lunedì, arriviamo in officina, chiamiamo Frigerio, la moto è allucinante, non sta in strada, ma cos'è sta roba, insomma, per farla breve, gli sfiati servivano a spompare l'aria che si creava dalle porcelle, non a pompare e a indurire gli steli, difatti la moto non stava in strada. Ecco, questo è un altro aneddoto che mi viene in mente, un po' particolare. Ecco, poi ce ne sarebbero di aneddoti da raccontare tantissimi in una carriera di 25 anni di corse. Allora in quegli anni lì i percorsi si potevano provare, però le prove speciali no, come adesso. E chiaramente quella volta c'era la scuola bergamasca che dettava legge, e loro erano sempre più bravi, più furbi, quelli che hanno inventato l'enduro, eccetera, eccetera, eccetera. Eravamo a correre in provincia di Brescia, gara di campionato italiano. A un certo punto c'era una prova speciale molto lunga in mulattiera, che abbiamo fatto un pezzo a piedi, quella volta le potevi provare a piedi i giorni prima, però non l'abbiamo fatta tutta, che era lunghissima, eccetera. Perciò io e di Orioli ci mettiamo d'accordo, guarda, domani mattina ci svegliamo alle 5, mettiamo su, perché quella volta avevamo le moto muletto, c'erano le moto che chiaramente provavi, poi c'erano le moto da gara. Mettiamo su un abbigliamento senza scritte, senza niente, nomi, così non ci conoscono, partiamo alle 5 di mattina e andiamo a provare la prova. Perciò poi pioveva, cioè tantissime cose, buon freddo, buon partiamo, nessuno ci sente, spingiamo fuori le moto piano, le mettiamo in moto lontano dai dove eravamo a dormire. Arriviamo là verso le 5:30, partiamo, facciamo un pezzetto, c'erano gli organizzatori alle 5 di mattina che stavano segnando il percorso, perciò grande fuga, via, alla fine non ci hanno riconosciuto, ci hanno forse riconosciuto, però è andata tutto bene, perciò abbiamo fatto la gara. Ecco, queste erano tutte le furberie che si facevano quella volta. E un'altra che mi viene in mente, sempre gara di campionato italiano, io quell'anno correvo con la Maico, però l'anno dopo avevo già firmato con la PUC per passare con loro, ed eravamo a Reggio Emilia, perciò arrivo, controllo orario tiratissimo, che dove non facevi anticipo, e arrivo e buco la gomma, e chiaramente col meccanico mi metto d'accordo, invece di cambiare la camera d'aria perché non c'era tempo, di timbrare, passare il controllo orario, poi c'era un casolare abbandonato, lui mi aspettava con la gomma intera, con la ruota intera, che era molto più rapido cambiarla, me la cambiava, e il giro dopo rimettevo sulla gomma che era punzonata, perché dovevi avere quelle gomme, non potevi fare queste cose, vabbè. Perciò prendo, paro, timbro, mi metto dentro questo casolare, ma due di loro, di un'altra scuderia concorrente, si accorgono che mi metto a fare sta cosa, arrivano là, mi beccano, guarda che facciamo le foto, ti squalifichiamo qua e là, eccetera. Ma era una scuderia che era proprio di Frigerio. Perciò era la squadra dove dovevo andare a correre io l'anno dopo, perciò anche lì hanno chiuso un occhio, ho finito la gara e è andata così bene, insomma, ecco, cioè tutte queste sono due cose un po' particolari che mi vengono in mente adesso. Sostenere